Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Ancora sangue sulle strade. Ieri sera una 73enne ha attraversato la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta da una Yaris, è avvenuto tra i confini di Saunara e Vigonovo. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori con il collega Federico Cibotto, e in attesa che il sindaco di Saunara, che ringraziamo per averci raggiunto, Michela Lazzaro, si liberi, perché come tutti i sindaci sono spesso chiamati al telefono, vi facciamo vedere intanto dov'è esattamente accaduto l'incidente. La vittima si chiamava Fiorella Chigliaro, 73 anni, residente a Saunara, era insieme alla cognata. Siamo intorno alle 18, questa che vedete, via Vigonovese, è una strada molto trafficata di collegamento tra Padova città e la provincia di Venezia. Al di là, insomma, vi fa vedere dove sta inquadrando in questo momento il collega Federico Cibotto. Andiamo verso Venezia, verso Vigonovo. Qui ci troviamo nella... Le due signore avevano parcheggiato la loro auto nel parcheggio della chiesa di Tombelle, non hanno purtroppo scelto per la strada investite, una solo toccata dalla Yaris, che in quel momento stava uscendo proprio dal parcheggio della chiesa per immettersi in direzione di Vigorovo. È stata appunto una signora, è stata solo toccata, la signora di 73 anni, Fiorella Chigliaro, invece per da fare. Questa di Fiorella Chigliaro, qui si sono precipitati immediatamente il marito, i 3 figli maschi. È un grande dolore per la comunità. Sì, sicuramente ci toccano tutti. Quello che voglio esprimere è sicuramente la massima vicinanza a questa famiglia, a questi ragazzi che hanno perso la mamma e anche il marito, e tutta la comunità di Saunara, ma anche sicuramente tutta la parrocchia di Villatora che la signora frequentava. Ecco. Purtroppo sono avvenimenti che ci toccano da vicino, e la sicurezza stradale rimane sempre un fattore molto importante, molto sentito da tutti i cittadini. E quello che mi raccomando e che voglio fare un appello è quello di fare attenzione a quelle che sono le indicazioni, i segnali stradali. Gli attraversamenti pedonali vanno usati sempre, perché se sono fatti servono a qualcosa. Ecco, via Vigonovese è una spina nel fianco del vostro comune, comunque il sindaco, una strada molto trafficata, molto frequentata. Poi le chiedo anche se ha notizie di come sta la cognata della signora Chigliaro. Sicuramente la signora che era presente è stata scioccata, logicamente ha visto tutta la scena e sicuramente non sta bene, ecco, in questo momento mi sento di dire questo. Questa è una strada, è vero, molto trafficata, una strada che si interseca fra 2 comuni, comune di Saunara e di Tombelle, che congiunge Padova alla provincia di Padova alla provincia di Venezia, sicuramente quindi una strada molto trafficata, e ci sono tutte le segnalazioni, i rallentamenti stradali che servono, però purtroppo molto spesso i limiti di velocità anche qui non vengono rispettati, anche se in questo caso la causa dell'incidente probabilmente non è dovuta alla velocità, ma forse a una distrazione, una mancanza di attenzione da parte appunto del conducente. Da entrambe le parti, insomma, perché allora le indagini sono condotte dalla polizia locale, ovviamente è stata interessata la procura. Questa zona è coperta da telecamere, quindi gli agenti stanno anche raccogliendo le immagini di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica. C'è da dire che un'auto le aveva viste e si era fermata. Sì, si era fermata un'auto per far passare le signore, ma probabilmente appunto l'auto che ha poi investito la signora Fiorella non aveva la visibilità adeguata per vedere appunto questo attraversamento pedonale in atto. Ecco, il conducente è stato sottoposto all'alcol test ed era negativo. Noi continueremo a seguire ovviamente questa vicenda. Ringrazio il sindaco Michela Lazzaro e il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Tombelle di Saunara, direttore che restituisco la linea. Grazie molte alla sindaca e a Chiara
Gaiani, c'era anche il nostro operatore Federico Cibotto. Adesso andiamo subito a Marcon, un fatto gravissimo: dei piromani hanno incendiato un ristorante e hanno ripreso la loro impresa. Sentiamo in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'ingresso del ristorante giapponese Lumi, qui a Marcon, a pochi passi dal Valle Center. Come vedete questa è tutta la parte che è andata a fuoco. Erano circa le 2:20, questa notte è successo. Secondo quanto ci ha raccontato Lulu, la moglie del titolare, ma titolare insomma anche a sua volta del posto, questi tre, questo lo possono dire perché hanno visto le immagini registrate dalle telecamere qui di videosorveglianza della zona, hanno iniziato a cospargere questa zona esterna con un liquido, dopodiché quando ha preso fuoco hanno ripreso, come appunto anticipavi, la scena con il cellulare. Ovviamente la paura che si possa trattare di una ritorsione in qualche modo, o comunque di qualcuno che vuole ostacolare anche l'attività di questo ristorante, è tanta, secondo la titolare. Ormai è appurato che si tratta di un episodio doloso e quindi da parte dei titolari c'è anche timore. Ma se riusciamo, con l'aiuto di Simone Merlo, vi voglio far vedere anche un po' un'altra zona. Intanto vi voglio specificare che fortunatamente è stata intaccata solo qui la parte esterna. Guardate, qui ci sono ancora tutti i pezzi e vi dico che l'odore di bruciato è fortissimo, come potete anche immaginare dal momento che è ancora abbastanza fresco. Sono già anche arrivati i responsabili della ditta per poter risistemare, ma vi dicevo, tutta questa parte esterna che è stata intaccata, fortunatamente, ci diceva la titolare poco fa, all'interno si è salvato tutto. L'unica parte pericolante è questa vetrata, come vedete, eccola qui, se riusciamo a farvela vedere grazie allo zoom. Ecco qui la vetrata, e questa sarà risistemata proprio per permettere l'avvio dell'attività. Tra l'altro ci ha detto che hanno intenzione di ripartire proprio con l'attività tra domani e dopodomani, quindi perché appunto all'interno non è stato intaccato nulla. Poco fa la titolare è stata dai carabinieri di Marcon per la denuncia, il filmato delle telecamere al vaglio, e ha anche lanciato un appello a chi avesse visto qualcosa, magari anche questi tre fuggire perché erano a piedi, non si sa se più avanti attraversando la strada possano avere preso un'automobile oppure no, e chiunque avesse visto qualcosa lo vada a segnalare ai carabinieri o addirittura qui ai titolari stessi. Dunque un grandissimo danno, non sono ancora stati stimati, ma per il momento almeno 40.000 ha detto, ma fortunatamente minore di quello che sarebbe potuto essere stato se non fossero intervenuti per tempo, perché sono stati chiamati da una persona che stava vedendo e quindi sono riusciti ad intervenire per tempo i titolari e quindi a chiamare i vigili del fuoco e a spegnere tutto, altrimenti i danni sarebbero stati ancora più ingenti di questi. Naturalmente al setaccio anche altre telecamere di videosorveglianza della zona, e ovviamente l'appello, anche qualora qualcuno vedesse queste video, che potrebbe anche venire diffuso online, ma c'è da sperare che insomma non siano così stupidi, soprattutto anche perché la titolare diceva a quel punto sarebbe chiaro chi è stato, quindi però chiunque lo vedesse, ha detto, ha lanciato proprio un appello, lo segnali sia ai carabinieri, alle forze dell'ordine che ai titolari del ristorante. Per ora da Marcon è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e a Simone Merlo da Marcon, un fatto di cronaca gravissimo, e quindi caccia ai piromani. Oggi tanti collegamenti con i nostri inviati nelle zone teatro di questi episodi gravissimi. Vediamo cosa è successo invece nel Bassanese. Qui parliamo di residenti e di un ristorante che sono praticamente bloccati da una frana. Ci racconta tutto in diretta dal Bassanese Monica Smiderle.
Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo a Varrovina, che è una frazione del comune di Bassano del Grappa. Abbiamo raccontato spesso nei nostri telegiornali in queste settimane i disagi e i danni creati dal maltempo. Franano le colline di Marostica, sappiamo ci sono ben 51 smottamenti anche di dimensioni molto importanti, ma franano anche le colline di Bassano del Grappa. Vedete alle mie spalle quello che si è verificato il 20 maggio con il terreno che si è staccato dalla collina e ha invaso, bloccando completamente la strada che porta verso la frazione di Bassano del Grappa. Ci sono residenti ma anche dei locali, il ristorante Ostrica Ubriaca, che sono letteralmente bloccati, ostaggi appunto di questa frana. Parto con il mio ospite Andrea Zordan, che è un residente. Insomma, la sua casa è stata davvero minacciata da questa frana. Beh, decisamente sì, avevamo comunque i rami che andavano più o meno a toccare quasi la casa, e oltretutto appunto la terra aveva creato uno scoglio dell'acqua, e tutte le piogge, tutta l'acqua che scendeva dal monte e dalla strada andava appunto a incanalarsi nel locale caldaie, diciamo. Sì, è stato un po' un problema. Abbiamo dovuto comunque muoverci noi residenti per evitare di trovarci allagati completamente. Quindi vi siete rimboccati le maniche? Che cosa avete fatto? Sì, io con la motosega ho un po' cercato di sfoltire dai rami, e poi abbiamo chiamato un'impresa che è venuta con una ruspa a creare un piccolo canale per appunto far defluire l'acqua verso la strada piuttosto che verso la caldaia. Adesso però il terreno resta, la strada, lo vedete, è completamente bloccata, quindi da questo punto non si riesce ad arrivare al paese. Quindi che cosa fate per andare a portare i bambini a scuola, ad esempio? Mi tocca comunque scendere dalla parte di San Michele e dopo risalire di nuovo il monte dall'altra parte, quindi con un allungamento della strada del nostro percorso mattutino di 10-15 minuti. Lei mi diceva alla fine faccio il giro dell'Oca, l'ha definito così. Sì, è proprio un giro dell'Oca. Ma i disagi li sta vivendo anche il ristorante Ostrica Ubriaca. Abbiamo qui con noi Michele Palmieri, che è uno dei titolari. Allora, che cosa succede? I clienti non sanno come arrivare, cosa fare, arrivano poi alla fine in qualche modo? Con qualche difficoltà ci raggiungono. Chi si avventura da Varrovina si ritrova ovviamente la frana davanti, non riesce a ritrovare facilmente poi la strada per il nostro locale. In questa zona internet è un po' debole, quindi anche la navigazione può dare difficoltà, durante il tragitto, e reimpostare la strada. Quindi internet che funziona poco, lo ricordiamo in collina, il maltempo, in più la strada completamente bloccata, i disagi e gli affari insomma vanno un po' così. Sì, diciamo che il tempo non ha aiutato, c'è stato un maggio abbastanza lento rispetto agli altri anni. Adesso speriamo bene in questo giugno che il tempo ci aiuti, che venga liberata questa frana. E bene, è così. A proposito di frana liberata, vi hanno dato un cronoprogramma dei lavori? Sapete quando verrà liberata la strada? A oggi no, sappiamo che si sono mossi abbastanza tempestivamente. Il geologo, credo di aver capito, abbia fatto un sopralluogo. Adesso vediamo. Andrea, che cosa chiedete all'amministrazione comunale, a chi di competenza? Beh, ovviamente che la strada possa tornare agibile quanto prima, e poi che venga comunque messa in sicurezza, perché comunque a distanza di non molti anni è la seconda frana e sarebbe un po' un problema se dovesse franare esattamente davanti a casa. Chiaramente creerebbe anche dei danni abbastanza consistenti, ecco.
Direttore, questo è quello che sta succedendo in questi giorni a Varrovina. Racconteremo naturalmente nei nostri telegiornali ancora i disagi legati all'ondata, la grave ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio pedemontano. Per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie molto a Monica Smidere e ai suoi ospiti. Cerchiamo di dare una mano a Michele Palmieri, titolare di un ristorante che si chiama Ostrica Ubriaca, quindi chi passa da Varrovina comunque può raggiungerlo, non è difficilissimo nonostante la frana, per cui cerchiamo di dargli una mano. Torniamo agli incidenti stradali. Abbiamo aperto proprio con la 73enne investita tra Saunara e Vigonovo sulle strisce pedonali, investita e uccisa. Purtroppo è morta anche una giovane donna in strada Ovest, Viale della Repubblica a Treviso, investita da un furgone condotto da un 24enne che pare sia stato colto da malore. Sentiamo. Il cellulare del 22enne alla guida del furgone che ha travolto ed ucciso Giulia Mauri sarà analizzato dagli inquirenti. Il telefonino del giovane è stato sequestrato. Si cercano indizi, prove per ricostruire il drammatico incidente avvenuto in strada Ovest all'incrocio con via Pisa. Fra le ipotesi, quella che l'investitore possa essere stato distratto, forse dal cellulare. Ma non si esclude nemmeno un malore, anche se non sarà facile provare che il ragazzo, come avrebbe riferito un collega, possa essere stato colto da un malore improvviso e temporaneo che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, dal momento che questo non lascerebbe segni di tipo clinico. Fondamentali saranno le dichiarazioni, se vorrà farle, del 22enne che potrebbe spiegare cos'è accaduto in quel terribile momento. Il pubblico ministero sta anche decidendo di disporre l'autopsia sul corpo di Giulia, che potrebbe dare delle risposte sulla dinamica. Sotto sequestro ovviamente anche la bicicletta della vittima ed il furgone. Il giovane è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. È un atto dovuto, poi chiaramente si verificherà la dinamica. Le responsabilità sono tutte da verificare, ma proprio per poterle verificare occorre procedere a un'iscrizione nel registro degli indagati. Sottoposta ad analisi per verificare se fosse la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Si cerca di dare una spiegazione ad una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock. Giulia, in sella alla sua bicicletta, stava andando a casa dai genitori per pranzo, si trovava sulla pista ciclabile quando all'improvviso il 22enne ha perso il controllo del furgone, l'ha travolta e trascinata dentro il canale. L'ennesimo incidente mortale nella Marca, l'ennesima vittima. Sono tanti, sono veramente un'emergenza, ormai sono più di 2 anni che l'ho constatato, ma è molto più facile constatarlo che mettere in atto delle azioni che possano ridurli. L'appello del capo della procura a prestare massima attenzione alla guida, basta un attimo per strappare alla vita una persona. Si spera che un po' alla volta, anche facendo opere di educazione sui giovani, un po' alla volta il fenomeno si riduca. Non si danno pace i familiari di Giulia, chiusi in un dolore immenso, così come il fidanzato che sognava una vita, un figlio, un sogno che si è infranto in questo incrocio. Destino atroce di Giulia Mauri nel racconto di Daniela Sizia. Adesso andiamo da Cristian Arboit, scene da Far West tra Conegliano e Pieve di Soligo, solo che qui non c'entra l'assalto alle diligenze, c'entra l'assalto ai mezzi condotti da autisti che vengono picchiati da giovani bulli. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno. Da Pieve di Soligo siamo in piazza con Tommaso Migot. Io vado subito da una ragazza che inquadreremo solo appunto con le mani, perché è una ragazza che vuole mantenere la sua privacy, deve prendere il pullman e quindi la saluto e la ringrazio. Maria è un nome di fantasia, ovviamente, che ha qualcosa da raccontarci. Tu che cosa hai visto, Maria? Ho visto dei cori che incitavano allo stupro contro una conducente donna, posti da dei ragazzi, quindi un plausibile attacco aggressivo comunque e una cosa scandalosa per il 2024, possiamo dire. Quindi tu hai assistito a quell'episodio di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, tu eri presente su quel pullman dove si incitava allo stupro contro la conducente? Sì, assolutamente. E cosa hai pensato in quei momenti? Che è una cosa davvero assurda e che non mi aspettavo di vedere ancora ai giorni d'oggi. Però sono scene abbastanza frequenti sui pullman, perché succede davvero di tutto. Sì, soprattutto in queste linee, posso dire.
delle linee Pieve-Conegliano-Pieve sono molto frequenti e si vedono al giorno d'oggi diverse notizie tutti i giorni. E tu assisti a diversi casi, insomma, ragazzi maleducati che non pagano il biglietto, dicono anche ragazzi in stato alterato. Sì, assolutamente. Si ne vedono di tutti i giorni, di qualsiasi genere, di qualsiasi scusa per non pagare un biglietto. Maria, tu hai paura? Posso dire che molte volte sì. Di chi hai paura? Chi è che ti fa più paura? I ragazzi molto aggressivi, molte volte mi ritrovo in chiamata con qualche mia amica per avere una sicurezza in più, diciamo. Ho anche molta paura per i ragazzi che mi guardano e non so cosa rispondere, perché comunque tutti ci giriamo di fronte a delle scene del genere. Sei mai stata magari insultato o comunque hai avuto problemi? No, io no, in primis no, però tanti ragazzi li hanno avuti. Allora, io ti ringrazio, so che devi prendere il pullman, teniamo bassa la telecamera, grazie davvero. Maria, qui con me Paolo Minet, che è segretario della Faesa Cisal per la provincia di Treviso, autista di questa linea che fra poco prenderà servizio. Se sei d'accordo però, direttore, prima ti farei sentire le parole di Giacomo Coladoni, il presidente di MOM, che ha chiesto alla prefettura un incontro e chiede più controlli proprio sulla linea Conegliano Pieve di Soligo. Giacomo Coladone e poi Paolo Minet. Dico solo che dopo le ore 16 e fino al termine del servizio, 20 e 30 circa, il problema sulle linee 131, 132 e 133 sono linee che vanno da Conegliano verso Pieve di Soligo, ci sono problemi di sicurezza. Gli autisti hanno fatto ovviamente ci hanno dato tutte le indicazioni del caso e noi le stiamo trasferendo alle forze dell'ordine. Che la tratta Conegliano Pieve di Soligo sia la più calda nella Marca è noto da tempo, ma la situazione, se possibile, sta peggiorando di giorno in giorno, con MOM che corre ai ripari e intende coinvolgere a strettissimo giro la prefettura. A bordo succede di tutto, nel senso che persone che non pagano il biglietto, ma questo è meno. C'è un problema di sicurezza che interessa ovviamente i nostri lavoratori e la sicurezza per noi è fondamentale perché non possiamo lasciare i nostri lavoratori, i nostri autisti alla mercé di 4 squinternati che pensano solo a fare disastri. Minaccia l'autista e via di questo passo. Nel triste elenco anche danneggiamenti e viaggi senza biglietto. Parla dei soliti noti Coladon, giovani sia minorenni che maggiorenni, 14-15 in tutto, che ormai si sentono impuniti e spesso viaggiano in stato di alterazione. Il presidente MOM li definisce così. Un branco di persone che non hanno altro da fare. A sostenere Coladon è lo stesso presidente della provincia. La misura, sembra di capire, è colma. Fa bene, ci siamo confrontati, ho detto di andare giù decisi e fare appello, insomma usare tutte le risorse che abbiamo a disposizione per far rispettare le regole, dalle forze dell'ordine, dal contributo che dà l'azienda stessa, senza se e senza ma. Non sono tollerabili questi atti di bullismo, questi atti di violenza nei confronti di autisti e di utenti. Ormai abbiamo superato ogni soglia di tolleranza. Superata ogni soglia di tolleranza, dice Giacomo Coladone. È davvero così, Paolo Minet? Diciamo di sì. Noi comunque dobbiamo anche ringraziare l'azienda perché si stanno adoperando in ogni modo per riuscire a bloccare, ma più che bloccare, a salvaguardare un attimo i loro dipendenti e anche le persone che comunque salgono. Detto questo, restano delle problematiche. Detto questo, sì, ci sono delle problematiche perché non è che noi possiamo fare né forze dell'ordine né tutele alle persone, noi dobbiamo pensare che noi dobbiamo fare gli autisti. Ormai stiamo diventando degli assistenti sociali e stiamo cercando di tamponare e di cercare sempre di evitare il peggio che possa succedere in qualsiasi momento. A proposito, Minet, mi mostra la sua postazione di lavoro, possiamo salire? Sì. Che così, direttore, tocchiamo un attimo con mano anche quelli che sono i dispositivi di sicurezza, perché qui cosa manca, Minet? Beh, questo è un autobus vecchio e purtroppo ci troviamo a dover operare anche questo tipo di autobus. Ovviamente non è che possiamo fare
l'azienda non può far miracoli, però noi abbiamo chiesto più volte che in certe zone, in certe linee mettessero delle corriere un po' più nuove e che avessero dei dispositivi di sicurezza. Qui manca una porta, che alcuni mezzi magari più nuovi hanno la porta di vetro. Lei ha questo dispositivo e come funziona? Serve solo per evitare che le persone che salgono in autobus ti vengano a urtare, diciamo, quando tu stai guidando. È una sorta questa di delimitatore. Delimitatore per l'autista, perché se uno si appoggia almeno non viene addosso all'autista, ma va addosso a questa sorta di tubo che serve per proteggere. E poi c'è la protezione qui del Covid sostanzialmente, È questa, posso tirarla giù, vediamo. Questa era la protezione del Covid che ovviamente... La protezione del Covid. Ecco. Diciamo che forse non... E questa serviva solamente ai fini appunto della pandemia. Ecco, possiamo tirare su. Grazie. Quindi non è un dispositivo ovviamente di sicurezza anti-aggressione, quindi voi chiedete che anche su questi mezzi che sono un po' più vetusti della flotta MOM siano installati i panic button? No, non chiediamo questo, chiediamo solo che arrivino il più in fretta possibile i mezzi nuovi che possano andare a sostituire questi mezzi, perché abbiamo ancora in circolazione degli Euro 2 e degli Euro 3 che per legge, diciamo, continuiamo a avere proroghe sopra proroghe, perché non riescono a avere i finanziamenti dallo Stato, dalla Regione per poter sostituire questi mezzi. Speriamo che arrivino il più presto possibile. A tal proposito, ieri ero a una conferenza stampa di MOM, a margine di questa conferenza stampa a Villorba, dove è stato lanciato il servizio a chiamata, MOM con la Donna ha parlato dell'arrivo di 138 mezzi da qui al prossimo anno, sostanzialmente 60 in autofinanziamento, quindi la flotta man mano viene sostituita, però per l'appunto qui sulla linea, sulla tratta tra Conegliano e Pieve di Soligo si ha paura. Beh, un po' sì, perché girare con queste tipologie di mezzi con dei ragazzi che sono un po' esagitati, diciamo così, non voglio chiamare baby gang, perché non sono baby gang, sono delle persone che quando si trovano in autobus pensano di poter fare quello che vogliono, pensano di essere su una zona franca. C'è un clima di impunità. Un clima di impunità, perché anche se chiami le forze dell'ordine cosa possono fargli? Perché si sono messi a appendersi alle capelliere o a urlare o a insultarsi tra di loro, a prendersi a botte. Cosa facciamo? Devo fare l'arbitro? No, cosa dobbiamo fare? Insomma, sono situazioni molto spiacevoli. Allora, io Minet la ringrazio davvero. Scendiamo dall'autobus, grazie Tommaso Migot, e a proposito ti do un aggiornamento di cronaca, magari fra poco ti richiederò la linea da Vittorio Veneto, dove sono stati denunciati 2 minorenni colti in flagrante all'interno dell'ex struttura psichiatrica di Vittorio Veneto, perché hanno preso ammazzate da baseball gli arredamenti, suppelletti, i muri, insomma il disastro. Sono stati denunciati e identificati dai carabinieri. Con Tommaso Migotta adesso ci spostiamo anche a Vittorio Veneto, a proposito di disagio giovanile, baby gang, delinquenza minorile, perché di questo anche si tratta. Direttore da Pieve di Soligo, per il momento è davvero tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, a Tommaso Migot. Davvero non c'è fine al peggio, e ce lo conferma anche da Vicenza Luisa Bertini. Qui si tratta di un condominio che è stato svuotato, sono stati soprattutto razziati i box, una quarantina all'interno di un condominio, se ho capito bene. Non so se all'interno dello stesso condominio o in altri edifici. A te la linea, Luisa. Sì, direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. In realtà sono stati più di un condominio i box razziati. Io sono in compagnia di uno dei residenti, l'amara scoperta martedì, perché nell'arco di un'ora avete trovato, che cosa avete trovato? Sì, martedì pomeriggio, probabilmente durante l'acquazzone,
che ha interessato Vicenza, e verso le 5 siamo scesi e abbiamo trovato 40 garage, alcuni aperti ma tutti con i fori nel portellone, e che ha consentito ai malintenzionati di entrare e rubare. Questo ha interessato 40 garage nel nostro condominio, il Borgo, e altri 15 nel garage nel condominio a fianco. Ecco, che cosa hanno portato via in realtà? Lei mi diceva soprattutto attrezzi. Beh, stiamo facendo l'analisi dei danni, che non sono solo quelli delle serrature divelte, dei portoni, ma anche di quello che è scomparso. Nel mio caso hanno portato via attrezzi di lavoro, avvitatori, smerigliatrice, e non hanno toccato in questo le biciclette, però stiamo ancora vedendo i danni che ci sono. Certo, e poi ovviamente al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della videosorveglianza. Certo, abbiamo le telecamere che stiamo monitorando per capire se siamo riusciti a riprendere chi ha fatto questa cosa. Certo che farli in pieno giorno questo veramente lascia perplessi, e ci fa anche chiedere ma in che città stiamo diventando Vicenza, perché qualche giorno fa hanno rubato le biciclette nel condominio a fianco, i furti nei garage, non lo so. Ecco, quindi ovviamente la richiesta è quella di maggiore sicurezza. Adesso avete sentito, è in atto la conta dei danni, hanno rubato soprattutto gli attrezzi. Io intanto ringrazio il nostro ospite e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertina e a Simone Squarcina. Andiamo al Lido di Venezia, la tragedia della bambina di 18 mesi che ha inghiottito il tappo di un dentifricio e purtroppo è morta. La procura ha bloccato i funerali, si indagherà sulle cause del decesso. I genitori sospettano che i soccorsi siano arrivati in ritardo. Loro da subito hanno dichiarato i dubbi sulla macchina dei soccorsi, chiedendo di far luce sulla vicenda. Al momento l'indagine non ha ipotesi di reato né indagati. L'obiettivo è comprendere il susseguirsi degli eventi e verificare se la tragedia fosse o meno evitabile. Anche la Direzione Generale dell'ULSS 3 ha istituito una commissione per esaminare ogni passaggio di quanto è avvenuto. Il direttore generale Contatto, nel ribadire le condoglianze alla famiglia, ha assicurato che una commissione sta verificando ogni passaggio e i risultati saranno messi a disposizione della magistratura. Vi partecipano esperti di varie specialità mediche non coinvolti direttamente nella vicenda. Alle 13:45 di oggi i funerali di Giada Zanola, la giovane che è precipitata dal cavalcavia della A4 a Vigonza, scaraventata dall'ex marito. Si celebreranno in provincia di Brescia i funerali, mentre a Vigonza è lutto cittadino. Si celebrerà a Folzano, in provincia di Brescia, paese d'origine della famiglia, nella chiesa di San Silvestro, il funerale di Giada Zanola, la giovane precipitata dal cavalcavia della A4. Alle esequie, celebrate dal parroco di Folzano, don Sergio Contessi, saranno presenti anche i genitori di Andrea Favero, che si trova in carcere sospettato di aver spinto la compagna oltre la barriera di protezione del cavalcavia, e il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, in rappresentanza della comunità padovana. E proprio a Vigonza è stato proclamato il lutto cittadino, manifestando così in modo solenne il dolore e la volontà di stringersi attorno ai familiari e agli amici di Giada. Le bandiere saranno esposte a mezz'asta per tutta la giornata sugli edifici comunali, mentre titolari di attività, aziende e negozi sono stati invitati a manifestare il loro cordoglio partecipando nelle forme che ritengono opportune. E al sindaco sono arrivati anche i ringraziamenti della famiglia della giovane per questa iniziativa. Intanto proseguono le indagini, 2 i fronti più importanti: la ricerca del telefono di Giada, non ancora ritrovato, e la perquisizione nella casa della coppia, dove sono stati sequestrati numerosi oggetti. E non è stato ancora recuperato nel Natisone il corpo di Christian, il 25enne che è stato travolto dalla piena del fiume insieme a 2 sue amiche che sono state rinvenute cadaveri. Il livello di Natisone intanto si abbassa dopo il 7° giorno di ricerche, aumentano la possibilità di trovare il corpo, la famiglia non si rassegna, per noi è ancora vivo. Il video shock del pompiere che tenta di salvarli lo vediamo nel servizio del nostro collega della redazione di Udine, Stefano Giovanpietro.
Quel maledetto venerdì 31 maggio ha sconvolto tutta la comunità e ha devastato 3 famiglie, 2 che hanno riavuto dal fiume Natisone il corpo senza vita delle loro figlie e una che invece aspetta, ancora in preda all'angoscia, quel momento che strappa il cuore dell'abbraccio tra i ragazzi circondati dal Natisone che con impeto cerca di spingerli via. Scandagliando il web, anche grazie alle vostre segnalazioni, siamo in grado di proporre un video da un'angolazione inedita che ci permette di approfondire quanto accaduto in quei momenti concitati. Rispetto al video, che è diventato immediatamente virale su tutti i cellulari, in questa angolazione pubblicata dal portale francese Express Français possiamo vedere qualcosa di più. Innanzitutto si evince come il video sia realizzato successivamente nell'arco di tempo che gli inquirenti pare abbiano stimato in 5 minuti di intervento della prima squadra di soccorso. Lo si capisce dal fatto che ci sia una sfera di sole rispetto al precedente, ma anche e soprattutto che ci sia il primo intervento da parte dei vigili del fuoco. Non so se erano 3 o 4, non so, però avevano 2 imbarcazioni, un canotto giallo, era dove impara un'altra barca dietro. Stavano buttando dentro per operare fuori soccorso e naturalmente uno di loro si è buttato dentro, ma ha avuto il cavolo a tornare indietro. Era legato mi sembra, però ha avuto lavoro a tornare indietro. Credimi, era brutto da vedere, brutto veramente, non è facile. Come si vede dal video, proprio un vigile del fuoco, che chi conosce descrive come robusto, alto 1,90 m, si tuffa con il caschetto giallo e legato con una corda per cercare di raggiungere a nuoto i ragazzi. Il perché si debba andare a nuoto ve lo abbiamo spiegato con il letto del fiume vuoto nella giornata di sabato, dal momento che tra l'isolotto e la riva c'è un gran dislivello di profondità. Guardate qui c'è un dislivello abbastanza elevato, parliamo di diversi metri, per cui una volta l'acqua raggiunto questo punto e riempito questo punto è diventato impossibile per loro raggiungere dall'altra parte la sponda del fiume Natisone e mettersi in salvo. Il vigile del fuoco non riesce, nonostante la vigoria fisica, ad avere la meglio della fortissima corrente, tanto da fermarsi per forza di cose nemmeno a metà strada per non rischiare la sua di vita tra la riva e la colonna umana formata dai ragazzi, aggrappati strenuamente alla loro vita. Da terra la prima squadra di soccorso ha poi cercato di fornire delle corde, come poi successo dall'alto del Ponte Romano, quando la situazione era già forse degenerata. Quando si è sgretolata la colonna che avevano fatto loro, il ragazzo praticamente si è lasciato andare, ha visto le funi, tentava di beccare le funi, è passato intanto. La seconda ragazza uguale, ma l'altra andava verso di là, sì. E le fronde, si vedevano le fronde dall'acqua, ha detto forse quella arriva là, si becca e si trattiene là e va tutto bene. Invece si è girata e poi la corrente l'ha tirata anche lei. I ragazzi, stretti l'un l'altro, hanno provato a resistere fino all'arrivo delle ulteriori squadre di soccorso, ma farlo con un livello d'acqua così alto, con il fondale scivoloso e presumibilmente anche con i colpi ripetuti alle gambe da parte di sassi e altro materiale dal fondale del Natisone, si sono arresi, sciogliendo la colonna umana, come si vede nel video inedito che proponiamo, il momento in cui la forza della natura e la violenza dell'acqua alla meglio su di loro, e una volta persa l'occasione per nulla semplice di aggrapparsi alle corde tese dal ponte, per i ragazzi poi non c'è stato nulla da fare, con Patrizia e Bianca restituite dal fiume e Christian che viene ancora ricercato giorno e notte. Servizio di Stefano Giovanpietro e Francesco Pezzella. Adesso è partita l'indagine per accertare eventuali ritardi nei soccorsi, però davvero, vedendo quelle immagini, un vigile del fuoco che si lancia in quelle acque legato ad una cima per tentare di raggiungere questi ragazzi, che ha messo quindi a rischio la propria vita, si deve anche comprendere il problema dei soccorsi, e non sempre i soccorsi sono colpevoli di ritardi o di mancanze, perché qui il problema è stato soprattutto quello dell'ingenuità, dell'inesperienza di questi giovani che sono andati a sistemarsi in una zona che cartelli, ecco, casomai cartelli più precisi avrebbero dovuto segnalarne la pericolosità. I soccorritori fanno quello che possono, spesso succede che ci siano dei ritardi, li abbiamo raccontati tante volte, ma lo accerteranno i magistrati ed non è giusto accanirsi su chi ha rischiato la vita come quel vigile del fuoco e tante altre persone. Ci sarà l'ultimo saluto, c'è stato l'ultimo saluto a Patrizia e Bianca, le 2 vittime del Natisone, queste 2 ragazze che saranno poi vestite da sposa
nel funerale che si svolgerà nel loro paese d'origine, che è la Romania. Precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată. Mamma Michaela rimane per tutto il tempo con lo sguardo sulla bara della figlia Patrizia, come se le parlasse, come se le raccontasse quello che sta accadendo attorno a loro, quell'incredibile ondata di affetto, forte, più forte della piena del Natisone che li ha travolti. Accanto a Patrizia c'è Bianca, con mamma, papà e sorella, uniti nel dolore e insieme nell'abbraccio che il Friuli ha voluto dare alle vittime di questa tragedia. La Camera Ardente gremita di semplici cittadini, molti appartenenti alla comunità romena friulana, ha fatto fatica a contenere le persone presenti. Molti hanno seguito il rito da fuori, rito che è stato presieduto dal decano della Chiesa Ortodossa Romena del Triveneto, padre Florian Kerekes. In questo momento sappiamo di non essere soli, che la famiglia di questi figli non sono sole perché il Signore risorto è con loro. Ed è proprio il Signore risorto che con la sua parola ci invita a agire e vivere questa nostra esistenza con fiducia e con speranza. C'era anche l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, a testimonianza che religioni e culture, riti e lingue si sono fuse nel dolore in un'unica comunità che soffre. Tante anche le autorità presenti, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il sindaco di Premariacco Michele De Sabata, la comunità di Campoformido dove risiedeva la famiglia di Patrizia e dove è stato proclamato il lutto cittadino, il procuratore Massimo Lia, il prefetto Lione, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Patrizia e Bianca vestite da sposa, sopra le loro bare le immagini che le ritraevano in vita, giovani, belle e sorridenti, in contrasto netto con il silenzio, la tristezza e il dolore che hanno riempito la Camera Ardente. Alla fine infiniti abbracci, pensieri di cordoglio e di vicinanza. Michaela li ha ascoltati uno a uno, una parola per tutti, a momenti un sorriso. Forse racconterà ancora tutto questo a sua figlia nell'ultimo viaggio, quello verso la Romania. Oggi in regia Andrea Basso e Renato Capoi. Andiamo avanti con la cronaca per le dimissioni nelle scorse ore di uno dei 4 lavoratori che sono rimasti feriti a Galliera Veneta durante la pulizia di una cisterna. Gli altri 3 rimangono in gravi condizioni. Rimangono gravi le condizioni di 3 dei 4 lavoratori coinvolti nell'incidente di Galliera Veneta e colpiti dalle esalazioni provenienti da una cisterna che stavano lavando. L'operaio residente a Fontaniva, di origine romena, trasferito in elicottero all'ospedale di Treviso, rimane in gravi condizioni. Gravi e ricoverati a Padova anche un operaio di Rosà e il titolare dell'azienda, sempre in prognosi riservata, mentre il lavoratore che è riuscito a lanciare l'allarme, anche lui residente a Rosà, è l'unico che si è ripreso ed è stato dimesso nelle ultime ore dall'ospedale di Padova. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni colpose. La cisterna è stata sequestrata e le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spisal, oltre che ai vigili del fuoco. Più in generale, e quindi senza riferimenti alla vicenda specifica di Galliera, tutta da verificare, i carabinieri ricordano quanto sia importante il rispetto delle norme di sicurezza e la formazione dei lavoratori. Mancano molte volte le condizioni basilari per sviluppare sicurezza. Parte dal luogo del lavoro dove l'imprenditore deve assicurare prima di tutto un luogo sicuro e garantire ai lavoratori la formazione base, oltre che le visite mediche, perché senza di queste non possiamo certamente costruire né impresa sana e né un lavoro sicuro. È l'ennesimo incidente sul lavoro, è davvero una strage senza fine. I sindacati è da tempo che sono mobilitati. Sentiamo cosa ha detto Davide Passuello, segretario generale della FIM CISL di Vicenza. Esprimo solidarietà e vicinanza da parte di tutto il sindacato nei confronti dei lavoratori coinvolti nel grave incidente dell'altro giorno a Galliera e del dramma delle loro famiglie. Però questa scia di sangue va fermata e va fermata attraverso un lavoro di squadra. Non sono solo le sanzioni da inasprire, non sono solo gli ispettori, la grave mancanza del numero di ispettori in provincia di Vicenza, che è stata anche denunciata dalla CISL, è un lavoro di squadra che va fatto per fermare questa scia di sangue. È come se fosse una guerra che si combatte nei luoghi di lavoro e io faccio un appello a tutti i datori di lavoro. Il
il costo non è un costo per la formazione dei lavoratori, è un investimento. In sicurezza bisogna investire. Le ore di formazione, ripeto, non sono un costo e ai lavoratori ricordate voce ai rappresentanti della sicurezza. Va fatto un lavoro assieme per fermare finalmente dei dati sugli infortuni che sono costanti negli ultimi 10 anni. Non solo gli infortuni gravi, quelli mortali, ma ci sono anche le malattie professionali che stanno aumentando in maniera esponenziale e i drammi delle famiglie che poi devono sostenere costi a carico della società per la riabilitazione dei lavoratori infortunati. Per cui diciamo basta, ci indigniamo come sindacato nei confronti di episodi come questi che continuano una triste storia. Sarà risarcita la famiglia di Diego Luison, l'artigiano settantenne che morì nel febbraio del 2023 travolto da un portone del peso di 2 quintali. Avvenne in Corso del Popolo a Padova. A pagare saranno le assicurazioni. Sarà risarcita integralmente la famiglia di Diego Luison, il settantenne padovano travolto dal portone di uno stabile di Corso del Popolo mentre stava trasportando in un appartamento un divano. Il mobile non passava, quindi l'artigiano nel febbraio del 2023, esperto traslocatore, aveva aperto la seconda anta del pesante portone che in un istante gli è crollata addosso. Per l'uomo investito dal peso di circa 2 quintali non c'è stato scampo. A fissare il risarcimento il GUP del Tribunale di Padova, Claudio Marassi, che ha fatto slittare l'udienza preliminare il prossimo 10 luglio. A rischiare il processo con l'accusa di omicidio colposo con omissione di soccorso l'amministratore del condominio, che secondo le perizie non avrebbe effettuato le manutenzioni necessarie. Un incidente che era accaduto nel dicembre del 2020, una vittima travolta ed uccisa da un'auto. Adesso le indagini dopo 3 anni sono state archiviate, l'automobilista non è stato ritenuto responsabile. Stava guardando il cellulare Paolo Enrico Sordi quando iniziò ad attraversare la strada lontano dalle strisce pedonali. È questa la causa che ha provocato il drammatico incidente avvenuto lungo via Sant'Antonino il 31 dicembre 2020. Dopo 3 anni le indagini sono state archiviate. L'uomo alla guida della Toyota Yaris, una sessantenne che ha travolto la vittima, non è stato ritenuto responsabile. Insomma, una distrazione del pedone che lo avrebbe portato a non accorgersi dell'arrivo della vettura. La perizia cinematica avrebbe confermato che Sordi sarebbe sbucato all'improvviso in mezzo alle vetture parcheggiate all'autostrada con gli occhi bassi sullo schermo dello smartphone. L'automobilista, che procedeva entro i limiti di velocità, non avrebbe avuto il tempo materiale per frenare e impedire l'incidente. L'uomo, ricoverato in ospedale a Treviso, morì 9 giorni dopo a causa delle gravi ferite riportate. La chiamano Lady Pickpocket perché ha lanciato una sua crociata con l'associazione Cittadini Non Distratti contro le borseggiatrici e i borseggiatori di Venezia e ancora una volta è stata aggredita. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli dei Cittadini Non Distratti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di 2 borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato diciamo a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria
E io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolori al viso. In fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora, oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. Crimine scatenato anche a Vicenza, tante spaccate, l'ultima ai danni di una pasticceria di Viale Trieste, con i commercianti della zona che sono esasperati. Hanno forzato la porta a vetri e si sono diretti dietro al bancone, riuscendo a scappare in una manciata di secondi con gli euro rimasti nel fondo cassa. L'ultimo degli episodi registrati, stavolta alla pasticceria di Viale Trieste, una zona, quella in prossimità del cimitero, battuta anche in passato dai malintenzionati, in cui torna ad essere alta l'attenzione tra i commercianti sul tema sicurezza. E le spaccate si ripetono, ho sentito dire anche l'altra notte alle 4 di mattina qui in pasticceria vicino a noi, sì, la preoccupazione è tornata. Speriamo che non vengano qua ancora come l'anno scorso, però il pensiero c'è. Unanime l'SOS da parte dei commercianti della zona che, specie in inverno e a chiusura o apertura dell'attività, chiedono un controllo maggiore. E anche noi purtroppo siamo un po' preoccupati per quanto sta accadendo, delinquenza e degrado proprio sociale anche all'interno di queste mura che sono storiche, è proprio un peccato. La situazione è abbastanza arrivata a livelli di sostenibilità, nel senso che in una via di commercianti non ci si può sentire osservati, non tutelati, dover uscire in 2-3 perché se hai l'incasso. D'inverno qua siamo proprio isolati da tutto e da tutti. Qua abbiamo veramente paura, anche perché io apro alle 4:30 della mattina e non c'è proprio nessuno. Di sera si ha paura quando si chiude e non sappiamo mai al mattino cosa possa succedere, perché qui i furti poco più avanti qua ce ne sono stati 2 o 3 e siamo tutti un po', anche parlando qua con la macelleria Costa, c'è sempre un problema quando chiudiamo, ecco, non sappiamo al mattino se troviamo tutto a posto, non lasciamo niente in cassa e tiriamo via tutto, portiamo via tutto, ecco, in speranza che non facciano danni. L'illuminazione, adesso che sono cresciute le foglie negli alberi, l'illuminazione è meno. Che ci sia forse dei controlli in più non guasterebbe, soprattutto nelle ore serali e notturne, che purtroppo questa zona è stata un po' abbandonata. Un maggior controllo dei presidi, visto che c'è il cimitero qua vicino e siamo tra 2 stazioni di polizia importanti, perché carabinieri più avanti, polizia più indietro, basterebbe poco. E se ci fossero più pattuglie qua o qualcuno che facesse qualche giro in più? Ecco, non vogliamo tanto, vogliamo solo un po' più di sicurezza, insomma, ecco. E nel frattempo la polizia di Vicenza lamenta una carenza di organici, c'è stata una protesta dei sindacati di polizia che abbiamo seguito, ma non per questo mancano i controlli nei limiti possibili da parte delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine scendono in campo contro la criminalità, lo spaccio di droga e l'immigrazione irregolare. Al setaccio Campo Marzo, le piazze del centro storico, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale San Lazzaro e i quartieri a est e a ovest di Vicenza. 30 uomini e donne della questura, della polizia ferroviaria e della polizia stradale col supporto del reparto prevenzione crimine di Padova, con i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale, identificano 85 persone, di cui 32 stranieri e 19 con precedenti penali o di polizia. 23 i veicoli e 6 i bar e le sale scommesse sottoposti a verifiche. Al momento sono in corso di approfondimento le situazioni relative al soggiorno in Italia di alcuni stranieri identificati.
C'è avviso di Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione vicentina. Vediamo una notizia dall'Arena di Verona. Dorme nel cassonetto e finisce nel camion compatta rifiuti. Salvato in extremis. Guardate, si è sfiorata la tragedia. Aggrediscono e minacciano i carabinieri. Qui siamo tornati a Treviso. 3 gli arresti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed altri reati. Un 44enne è stato sorpreso dai carabinieri a Spresiano mentre in stato di agitazione per precedenti ruggini con un egiziano stava tentando di sfondare la porta del rivale con una chiave a bussola per auto. Lo straniero, dopo aver gettato l'utensile, improvvisamente si è avventato contro i militari che sono riusciti a bloccarlo al termine di una colluttazione. L'arnese è stato sequestrato. Per l'uomo è scattato l'arresto per porto di oggetti atti ad offendere e minaccia. È stato condannato a 9 mesi, pena sospesa. A Castelfranco è stato fermato un 23enne sorpreso alla guida con la patente revocata. Il giovane ha aggredito e minacciato i carabinieri. L'arresto è stato convalidato. Non solo, il fratello del giovane ha pensato bene di fare irruzione nella caserma dei carabinieri tentando di scavalcare la recinzione. Anche per lui sono scattate le manette. Dopo l'arresto è stato rimesso in libertà. Trafficante di droga arrestato dalla polizia a Padova, è stato tradito dall'eccesso di velocità lungo la A13. Cambi di carreggiata repentini, una velocità ben oltre il limite consentito. Non era sfuggito il veicolo agli agenti della polizia stradale della sottosezione di Rovigo che senza perdere tempo avevano fermato l'auto mentre stava viaggiando lungo la A13. Ad un più attento controllo è emerso però che il conducente non aveva solo il vizio della velocità. Sotto il tappetino posteriore i poliziotti, con l'aiuto di un equipaggio delle volanti della questura di Padova, hanno scorto e sequestrato prima un pacchettino nascosto sotto un tappetino, poi un secondo involucro all'interno dell'abitacolo. Si trattava di 1 chilo di eroina che è stata sottoposta al sequestro. Per il conducente è scattato l'arresto. E adesso apriamo la pagina delle molte, troppe truffe in Veneto. Federcontribuenti di Padova denuncia una nuova truffa per le forniture di energia elettrica. Quando si va a cambiare gestore c'è anche chi vi imbroglia. Sentiamo. Lo schema vede 2 truffati, da una parte Enel e dall'altra Lignaro Utente. A tirare le fila di questa nuova truffa che viaggia in bolletta, ditte che con tecnici di fiducia manomettono i contatori, garantendo così un risparmio nella bolletta. La denuncia arriva da Federcontribuenti, che ha portato il caso di un suo assistito in procura. Il meccanismo che è stato creato è molto particolare, perché comunque l'energia elettrica comincia ad avere un valore molto importante e perciò si fa business anche con le truffe, cercando di venderla di sproso, diciamo, perché non è come una volta quando rubavano il gasolio dai camion in parcheggio, che lo si portava via con le taniche. Qua bisogna usare comunque tecniche, ingegneria, comunque informatica e altre cose. La persona che si è rivolta a Federcontribuenti aveva rilevato un'attività che aveva ricevuto la visita mesi prima di un tecnico. Sarebbe arrivato un tecnico da Roma con tanto di divisa Enel, macchina Enel, strumentazione Enel, avrebbe spiombinato il contatore, ha portato le modifiche del caso, ripiombinato il contatore. Dietro pagamento di una somma cash di 3.000 euro, se non vado errato. Quando Enel si è accorta, ha chiuso il contatore e ha fatto causa all'Ignaro Utente, che aveva rilevato l'attività e che si trova ora denunciato a sua volta e costretto a pagare conguagli altissimi. In questi casi qua non ci sono proprio contratti, perché sono patti pagati con cash. E perciò più che altro bisogna fare attenzione se si subentra su un contatore o su un'attività di qualcun altro, far verificare comunque da dei periti esperti in materia che non ci siano, perché il problema non è tanto il fatto che vieni denunciato, non hai colpa. Quando entri nelle maglie comunque della giustizia devi dimostrare, loro devono dimostrare la tua colpevolezza, tu ti devi difendere, e sotto l'aspetto penale è una cosa dolorosa a chiunque gli dovesse capitare.
E qui l'utente poveretto non c'entra niente perché gli è stato manomesso il contatore da un tecnico e poi si è ritrovato a dover pagare dei danni, cioè incredibile, incredibile. La Guardia di Finanza a Padova ha scoperto invece una truffa legata ai crediti per il bonus, famoso bonus facciate, e ha sequestrato 2.700.000 euro. Truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, ma anche riciclaggio e ricettazione. Sono le accuse nei confronti di 13 indagati con il sequestro preventivo di beni per 2.700.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza. In particolare le indagini delle Fiamme Gialle di Padova si sono concentrate su una ditta intestata a una donna completamente estranea alla vicenda. Sono risultati infatti 2.700.000 euro di crediti per il bonus facciate, con lavori edilizi però mai eseguiti. La Guardia di Finanza ha individuato 400.000 euro di crediti già incassati e utilizzati in parte dal principale indagato per acquistare un immobile e in parte versati nei conti di altri indagati. Resta da capire come sia stato possibile aprire una ditta intestata alla donna padovana senza che lei se ne sia resa conto. Forse il tutto è partito da un furto di identità, ovvero da un utilizzo illegale dei suoi dati sensibili. Servizio di Federico Fusetti della nostra redazione di Padova. Adesso andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo con altre notizie. Scontro tra maggioranza e opposizione a poche ore dal voto sulle liste d'attesa, su quanto ha dichiarato l'altro giorno Giorgia Meloni dopo un Consiglio dei Ministri. Il Presidente Zaia sulle liste d'attesa dice bene questi sforzi di Roma, dello Stato centrale, ma qui siamo più avanti. Azzerato il ritardo sulle prestazioni a 10 giorni, in generale tempi più stringenti. In arrivo altri gastroenterologi, ortopedici e fisiatri. Vediamo su questo, sullo scontro riguardante la sanità e le liste d'attesa, cosa hanno detto i sindacati. Insorgono i sindacati dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto taglia liste d'attesa. Decreto legge che istituisce un sistema nazionale di monitoraggio, un CUP unico regionale che raggruppi tutte le prestazioni disponibili del pubblico e dei convenzionati. La garanzia che se le visite non venissero erogate nei tempi previsti dalle classi di priorità passeranno in intramenia o nel privato accreditato. Non si capisce bene come l'intramenia possa oggi, come dire, sostenere la carenza che abbiamo, perché poi il tema vero è che dal numero delle liste d'attesa in realtà nel rapporto delle necessità il punto vero è che il personale non c'è. Problema che attanaglia anche la Marca. Il fondo stanziato per le prestazioni aggiuntive infatti è destinato, dicono i sindacati, ad andare ad esaurimento, specificando come a quel punto anche i medici, se non pagati, potrebbero fare un passo indietro. Queste norme, insomma, in questo momento non danno indicazioni sulle coperture economiche e quindi il grande nodo è davvero come faremo a smaltire le liste d'attesa con il pubblico, considerato che oggi il pubblico soffre di una carenza di personale che ormai è endemica, di una territorialità che in qualche modo sta sparendo e di uno spostamento molto puntuale anche nel nostro territorio rispetto alla sanità privata. Previsto dal decreto anche un aumento del 15% del fondo sanitario a partire dal 2025. Questa discussione va fatta sempre nel rapporto tra l'implemento del Fondo Sanitario Nazionale con il prodotto interno lordo di ogni paese e noi dentro a questa cosa continuiamo ad avere livelli assolutamente bassi, seppure in qualche modo quel fondo potrebbe essere aumentato. Misure che per la maggior parte sono già adottate in Veneto, come quella che prevede le visite anche nei fine settimana e che dunque non andrebbero a migliorare il problema delle liste d'attesa. O il governo decide di metterci seriamente le risorse in maniera importante o rischiamo di non vorremmo dirlo, di pensare che questo sia un provvedimento che in qualche modo nasce dentro una dinamica di spot elettorale. Servizio di Edi Caliman, intanto sono sul sentiero di guerra i sindaci del Veneto che protestano contro i tagli della spending review alle amministrazioni comunali.
Attraverso il dialogo con il governo riusciremo ad evitare questa mazzata che francamente è eccessiva nei confronti di un comune e dei comuni veneti che si sono sempre comportati bene e sono stati rispettosi dei patti con il governo. Evitare la mazzata, questo l'obiettivo molto pratico di Mario Conte nella duplice veste di sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, nelle ore in cui si ritorna a parlare degli effetti della spending review sugli enti locali. Tagli, sempre tagli, da qui al 2028 il conto per la Marca trevigiana è di 10 milioni di euro. Le tabelle ministeriali, per quanto ancora delle bozze, fissano solo per Casugana una sforbiciata da circa 330.000 euro all'anno. La simulazione che sta girando in questi giorni però non è ancora attuata, ci preoccupa molto perché avendo portato a casa parecchie risorse del PNRR noi avremo bisogno di più spesa corrente in futuro e non meno, e quindi questo andremo a ribadire al governo nelle prossime settimane. 130.000 euro il taglio per Conegliano, 85.000 per Montebelluna, 77 a Castelfranco, tutte spese correnti, sottolinea il primo cittadino Stefano Marconna, che però è più preoccupato come presidente della provincia. È inaccettabile e difficile da gestire, ma mi permetta, questa è quella comunale, quella provinciale sembra oscillare tra i due tagli da 1,5 milioni a 1,7 milioni, quindi indiscutibilmente non sarà molto difficile assorbirla questa, e quindi l'appello che si fa è quello di guardare altrove laddove ci sia bisogno di reperire risorse, ma non farlo attraverso gli enti locali. La sensazione è che passata la buriana elettorale a Roma inizierà la vera partita. Qui parliamo di risorse dei cittadini e servizi ai cittadini, cosa che noi non vogliamo né sacrificare né ridurre, e quindi andremo al colloquio con il governo. Il condominio Atera a Campalto nel Veneziano cade a pezzi, lo avevamo visitato nel 2020 e oggi tutto è rimasto come prima. Stanca di denunciare la situazione di degrado è una nostra telespettatrice di 85 anni che dice: nessuno mi ascolta, sono stanca di vivere così. Da 45 anni che non si fa lavoro di manutenzione, sta crollando il quartiere. E trovo veramente indignoso vivere in queste condizioni. Io mi vergogno di abitare qua. Nel quartiere di Campalto sorge un complesso di appartamenti, sono le case Ater di via Bagaron. Edificato nel 1975, questo alveare di abitazioni ha visto il passare degli anni e il degrado accumularsi, lasciando i residenti in una situazione insostenibile. Da oltre un decennio le terrazze degli alloggi sono in questo stato, con le armature a vista. Il pericolo caduta è costante, ma nessuno interviene, ci dicono i residenti. Questo luogo lo avevamo visitato nel 2020 e ad oggi nulla è cambiato, ci riferisce una nostra telespettatrice, Ivana Morosini. La situazione adesso è peggiorata. Il 90%? Il 90% è peggiorata, il doppio. Perché più di qualche volta le persone sono andate a pronto soccorso per di pezzi che cadono di intonico anche sotto i portici. Io devo fare un giro enorme per andare fuori perché ho paura che crolla. L'85enne, dopo aver lanciato l'allarme nel 2020, ha visitato gli uffici, ha cercato di far sentire la sua voce, ma il degrado persiste, in alcuni casi è aumentato. Sotto un condominio il soffitto ha creato una pancia dove esce acqua, in un tetto, in un altro condominio c'è un comignolo pericolante. Tutto tace proprio, nessuna risposta. Si danno la colpa l'uno con l'altro, deve fare l'amministratore dice che deve avere il consenso dell'Ater, poi due anni fa c'erano i soldi della legge, quelli di mettere a posto gli appartamenti, e poi la legge sono spariti. La vicenda di via Bagarone è un grido d'allarme, è il racconto di un abbandono sistematico di inquilini che lottano per la propria sicurezza e dignità, a cominciare dalla signora Morosini. Ho 85 anni, io voglio che le cose cambiano anche per chi restano qui, che sono giovani, di fare un ambiente molto bello, un ambiente che vale la pena di quando si vede guarda che bei case che ci sono, non questa tristezza. Domando per piacere che facciano qualcosa, io domando veramente per piacere, perché non è permesso che aspettano che casca il morto, perché potrebbe succedere delle disgrazie. L'intervista di Nicola Marcato, e invece a Venezia è guerra contro i troppi affitti turistici abusivi.
in guerra soprattutto sono residenti e gli albergatori, e spunta un manuale di autodifesa. Vediamo. Forse almeno una volta gli appassionati di Venezia dovrebbero provare a partecipare ad una delle passeggiate organizzate dai volontari di OCIO, l'osservatorio civico sulla casa e la residenzialità. Più sincero dei tour che promettono la scoperta della vera Venezia, i volontari di OCIO fanno conoscere effettivamente cosa sia oggi questa città. In 10 anni le 1992 affittanze turistiche del 2012 sono quasi quadruplicate. Nel 2022 erano diventate 7.628, perlomeno quelle dichiarate. In tutto il comune ci sono almeno 80.000 posti letto turistici. Oggi la passeggiata è nel sestiere di San Marco, dove per 3.332 residenti dormono 11.638 turisti. Un intero palazzo di appartamenti delle Generali è stato trasformato in locazioni turistiche. Un intero palazzo che era della Banca Italia è stato trasformato in locazioni turistiche. Un palazzo che doveva essere in Bacino Orsello, che doveva diventare, che era direzionale, è in via di trasformazione in locazione turistica. Negli ultimi anni si è assistito anche ad alcuni tentativi di modifica eufemistica del vocabolario italiano. Venezia non è più una città ma un centro storico. Le locazioni turistiche sono affitti temporanei e i turisti sono diventati veneziani di passaggio. Nonostante l'Italia sia tra i paesi che non hanno normato il settore, anche le locazioni turistiche hanno comunque dei limiti, a partire da quelli imposti nel 2019 dall'entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio di Venezia. A partire da questa data, per esempio, c'è l'obbligo delle fosse settiche per le locazioni turistiche, oppure ci sono una serie di obblighi che riguardano la comunicazione, quindi bisogna essere presenti nella banca dati, e degli altri obblighi che riguardano invece questioni di sicurezza. Per esempio, pochi lo sanno, ma il self check-in, in cui il gestore o il proprietario della locazione turistica non va a verificare l'effettiva identità di chi entra nella casa, di fatto è un reato penale, perché la legge è abbastanza chiara, bisogna verificare l'identità degli ospiti in persona. Tutte queste informazioni sono contenute in un manuale di autodifesa dall'assedio turistico. Sebbene i pochi strumenti normativi esistenti non regolamentino il fenomeno, dicono a OCIO, almeno permettono di evitare abusi e soprusi. Andiamo a Bassano del Grappa per il caso dell'Eco Piazzola, 500 le firme raccolte dai residenti per fermare il progetto di ETRA. I cittadini sono preoccupati e si sono presentati all'ultimo confronto tra candidati sindaco per chiedere garanzie. La questione dell'Eco Piazzola di quartiere San Vito a Bassano è diventata un vero e proprio caso politico, soprattutto in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Centinaia le firme raccolte dai cittadini, preoccupati non solo per la realizzazione del punto di conferimento dei rifiuti che dovrebbe sorgere nell'area di sgambamento cani, ma anche per la possibile sospensione della raccolta porta a porta. Ieri sera una delegazione di residenti si è presentata all'incontro con i candidati sindaco. Nella nostra petizione ci sono 4 punti chiave, 4 domande al futuro sindaco, che sono quelle di eliminare l'Eco Piazzola dall'area sgambamento cani o giardino servito, di mantenere l'area verde e vincolarla come tale, di non eventualmente girava voce che qualcuno la voleva spostare, noi vogliamo che resti lì dov'è, e poi ovviamente la cosa forse più importante, che è implicita da tutte le altre 3, che non venga tolta la raccolta porta a porta dei rifiuti a Bassano, anzi in quartiere San Vito in questo momento, perché lì ci sarà l'Eco Piazzola, ma è chiara la volontà dell'ETRA di toglierla da tutto Bassano, obbligando i cittadini a portare la sportina nelle varie Eco Piazzole che verranno piazzate in giro per Bassano. Questo è solo l'inizio. I residenti non hanno nessuna intenzione di mollare, chiedono ai candidati sindaco un impegno formale per bloccare la realizzazione dell'Eco Piazzola. Ogni settimana 100-200 firme, quindi è più di un mese che andiamo avanti e continueremo ad oltranza fino a che questa storia non verrà definita come chiedono i cittadini del resto. E sentiamo quali sono le risposte dei candidati sindaco a Bassano del Grappa. Il vantaggio di un sistema di raccolta centralizzato ha senso vicino alle abitazioni se si può fare, ma non si può fare in alcuni posti e soprattutto non si può fare contro i cittadini, quindi la nostra posizione è contraria a questa impostazione, sia per San Vito sia per il quartiere 25 aprile. Sicuramente la zona che è stata identificata non è una zona idonea, in quanto è l'unico, il principale polmone verde del quartiere, quindi troveremo delle soluzioni alternative, perché questo ci chiedono i cittadini e questo un'amministrazione deve fare.
Quale potrebbe essere secondo lei una posizione alternativa? Ma c'è tutta l'area attorno alla Fincato, oppure insomma assieme al quartiere identificheremo l'area migliore per questo tipo di compattatori. Qui si doveva innanzitutto e prima di tutto convocare un'assemblea di quartiere e affrontare per bene il problema, spiegare. Si parte sempre dall'analisi, la sintesi e la condivisione della scelta, per poi dare le motivazioni di una scelta più opportuna o meno opportuna. E questo è il problema, si deve prima di tutto fare un'operazione di condivisione con il quartiere. Ci sono stati momenti partecipativi nell'assemblea pubblica di San Vito a gennaio nel quale si è parlato di questo progetto, di questa proposta di ETRA. Alla luce della mancanza di dimostranze e di argomentazioni o di contrarietà è stato recepito dalla Giunta il progetto proposto da ETRA. In questi giorni ci sono state queste firme, queste voci contrarie, prontamente mi sono attivata presso ETRA e è sospesa questa progettualità. Per me è fondamentale che i cittadini assumano attraverso il Consiglio di quartiere una posizione univoca e quello che emergerà verrà adottato come scelta da parte dell'amministrazione. È difficile poi immaginare una reale partecipazione dei quartieri quando ci sono delle assemblee, quando i quartieri non si sentono parte di una decisione. Per cui devono sentirsi parte delle decisioni, perché ad esempio sottrarre il porta a porta, pensiamo agli anziani, per le ecopiazzole, perché le ecopiazzole ci sono nelle città, però è più facile immaginarlo lì. Qui dove le distanze ci sono, è una cosa che va pensata e meditata però assieme. E lunedì pomeriggio la redazione Bassano del Grappa vi darà conto dei risultati con una diretta che andrà avanti fino a sera con Ferdinando Garavello, Alex Giuliano, Monica Smiderle e Vanessa Banzato. I nostri tecnici vi daranno conto di tutto quello che sarà accaduto proprio una volta finito lo scrutinio. Intanto vediamo un durissimo attacco dell'attuale vice sindaco Zonta agli avversari. Nel tutti contro tutti di questa campagna elettorale, una delle accuse che rimbalza da una parte all'altra del Brenta riguarda l'effettiva consistenza dei lavori pubblici realizzati dalla sindaca Elena Pavan. Al netto dei 2 anni di pandemia che hanno senza dubbio inciso, in molti sottolineano che le opere di questa amministrazione sono state poche, molte delle quali rimaste addirittura solo su carta. La risposta del vice sindaco Andrea Zonta, candidato a sostegno di Elena Pavan, è un boomerang verso opposizione e rivali. Probabilmente chi dice questo o dice il falso o non ha visto. Rispetto al quinquennio dell'amministrazione Poletto sicuramente abbiamo fatto molto di più, speso molto di più e molti più lavori. Se lo dice invece chi si presenta come candidato sindaco del centrodestra, gli ricordo che ha governato e sta ancora governando qualcuno. Altro capitolo caldo, anzi caro. Parliamo di consulenze, per le quali questa amministrazione ha speso oltre 400.000 euro. Le consulenze servono perché non credo che gli amministratori siano dei professori nelle varie materie, e per cercare di capire quali sono le soluzioni si trovano con consulenze esterne. Le abbiamo fatte, è vero, sul polo museale, sulla Mazzini, per parlare di lavori pubblici, le abbiamo fatte magari anche in ambito della cultura, perché? Perché servono. In questo caso più di qualcuno potrebbe obiettare che di tecnici negli uffici comunali a disposizione ce ne sono, e ce ne sono anche tanti. E sul tema del PNRR e delle risorse limitate portate a casa da Bassano, Zonta replica così. A taluni dico, e qui parlo del centro-sinistra, che è facile parlare, poi bisogna però realizzare. A tali altri, e parlo del centro-destra, gli incaricati ai fondi europei, questo da incarico del sindaco, era l'assessore al bilancio. Chi sono stati gli assessori al bilancio dell'amministrazione Pavan? Marin e Vidale. Va sottolineato che in capo a tutto c'è e c'era la figura del sindaco, che oltretutto sovrintende il lavoro degli assessori. Resta il fatto che adesso la parola va agli elettori. Vice di Alex Giuliano, andiamo a Mussolente, anche qui si è in chiusura di campagna elettorale, sentiamo le ultime battute dei 3 candidati a sindaco.
Massimo Bertone, Elena Bontorin, Claudio Mazzocco, questi i nomi in rigoroso ordine alfabetico dei 3 candidati alla poltrona di primo cittadino a Mussolente. A loro abbiamo chiesto semplicemente 2 cose: un commento su questa campagna elettorale. È una campagna elettorale sicuramente molto impegnativa, come deve essere, perché abbiamo sentito più cittadini, tutti i cittadini, e quindi una campagna elettorale anche gratificante, grazie anche al sostegno e all'incitamento che non è mai venuto meno nei miei confronti, ma soprattutto di tutta la mia squadra. Intensa sicuramente, ma anche molto positiva, è stato un bel scambio con i cittadini, un confronto, e quindi davvero mi porto a casa delle giornate ricche anche di gioia e di momenti arricchenti. A me sembra sia andata bene, ma come sappiamo sono gli elettori a decidere, per cui la parola spetta a loro. E io la ritengo abbastanza corretta. È chiaro, ci sono state delle punzecchiature da una parte e dall'altra, ma in fin dei conti una campagna elettorale giusta e corretta, soprattutto da parte dei candidati. E cosa intendano fare concretamente per il loro paese una volta eletti? Portare il trasporto pubblico locale finalmente a Casoni. Io ho già un piano di previsione fattibile da quando sarò eletto, che collegherà finalmente Casoni a tutto il resto, diciamo, del panorama territoriale. Collegare la linea 112 già esistente con una deviazione per Casoni, come esiste già da tempo per Piana d'Oriente, a costi zero per il comune, quindi senza bisogno di far intervenire la regione. Ripartiremo certamente dalla riqualificazione del auditorium di Casoni, rendendolo una casa delle associazioni, per dare modo a tutte le realtà che popolano la nostra comunità di avere una propria sede e un'adeguata collocazione. Ci concentreremo sugli impianti sportivi, dando il via a un piano di sviluppo rigenerativo dei nostri impianti, e poi ci concentreremo su tutte le nostre aree verdi, dai parchi pubblici ai cortili delle scuole elementari, anche creando un nuovo parco nella frazione di Casoni. Strade, marciapiedi, illuminazione, ma soprattutto la tutela del territorio e manutentare quei ruscelli, corsi d'acqua, caditoie, scarichi e quant'altro che molti problemi hanno dato in questi giorni, perché l'incuria di molti anni non si può risolvere in un attimo, ma è una priorità. Servizio di Vanessa Banzato, ancora un minuto di pubblicità e torniamo. Svolgeranno a Quinto di Treviso i funerali di Giampaolo Dozzo, che ha visto tutta la storia della Lega trevigiana, e lo ha ricordato per noi Fulvio Pettenà, un amico fraterno. Sentiamo. Lui aveva una Renault 4, quindi con grande portellone dietro, verdolina di tinta, e si faceva la colla e col rotolo di manifesti si andava a portare il verbo della Lega, si arrivava fino a Codevigo addirittura, eravamo ogni sera fuori. Quando all'epoca per farsi conoscere serviva essere in prima linea, Fulvio Pettenà ricorda l'amico e compagno di mille avventure, Giampaolo Dozzo, stroncato da un malore ieri mattina nel suo giardino di casa. Cresciuti insieme a Quinto, la scuola, lo stesso campetto da calcio, lo sci club. Un testimone autentico, Dozzo, della storia del Carroccio trevigiano. Lui è gobbo, e a seguire, una volta non era la Lega di adesso, che è facile trovare qualcuno che entra o perché è di moda o perché c'è qualche prospettiva futura. A quegli anni là, 30 anni fa, essere della Liga, cioè si veniva additati in giro dal paese, dalla chiesa, dalla cultura, dalla scuola, non era facile. Davanti alla sede di Quinto di Treviso, dove è partito tutto e dove Fulvio si lascia andare ancora una volta ad un momento di commozione. Paolo mi ha trascinato, per essere onesto, in questa meravigliosa avventura. Dozzo era l'uomo chiamato a risolvere i problemi, raccontano di lui. Ha reso, spiega il segretario attuale del Carroccio trevigiano Dimitri Coin, Treviso, la provincia più leghista d'Italia. Lui, se non ricordo male, non si iscrisse, non accettò il passaggio in automatico alla Lega per Salvini Premier. La sua grande coerenza evidentemente mi ha fatto pensare che la sua casa fosse la Lega Nord, e se diventava qualcos'altro, o se comunque veniva comunque modificata, non era più la sua.
Venerdì, nel giorno dell'ultimo saluto a Giampaolo Dozzo nella chiesa parrocchiale di Quinto, è certa la presenza del ministro Giancarlo Giorgetti. Non si esclude anche quella del segretario della Lega, Matteo Salvini. Quindi domani funerali alle 14:30 a Quinto di Treviso. Intanto continuano i pellegrinaggi in Basilica a Padova e la preparazione in vista della festa di Sant'Antonio. 13.000 finora i passaggi registrati nella Cappella delle Reliquie. Ieri è stata la volta della diocesi di Verona accompagnata dal vescovo Domenico Pompili. New York negli Stati Uniti, Toronto in Canada, Melbourne e Adelaide in Australia. Le reliquie di Sant'Antonio, dopo lo stop imposto dal Covid, riprendono a viaggiare fuori dall'Italia. Si chiama peregrinazio. Ai frati vengono affidate diverse reliquie e loro le portano nelle comunità che le richiedono per avvicinare Sant'Antonio ai fedeli che per vari motivi non possono venire a Padova il 13 giugno. Il peregrinazio delle reliquie sono le reliquie di Sant'Antonio che vengono portate da un padre, vengono portate in varie parti d'Italia e anche d'Europa e del mondo. I fedeli cercano un contatto con Sant'Antonio e la reliquia offre la possibilità di un incontro fisico, reale, non virtuale. Tutti sappiamo che Sant'Antonio si può pregare da qualsiasi punto, diciamo, dove uno si possa trovare, ecco. Però le persone hanno piacere di avere questo contatto, chiamiamolo quasi fisico, con Sant'Antonio. Padre Mario in particolare andrà a New York e nel New Jersey portando con sé Sant'Antonio. Sant'Antonio, diciamo, andrà a visitare i suoi amici negli Stati Uniti tramite due reliquie. Una è una costicina di Sant'Antonio, una costicina che è molto vicina al cuore di Sant'Antonio, si chiama la costicina flottante, e poi avrà un'altra reliquia che sono invece diciamo della pelle di Sant'Antonio. La costola ha un significato particolare perché è stata venerata da Santa Lucia di Fatima e nel 2000 dall'allora arcivescovo di Buenos Aires, oggi Papa Bergoglio. Vengono qui, hanno piacere posare la mano, diciamo, sulla tomba di Sant'Antonio proprio per avere questo incontro. Per loro è come dare la mano a Sant'Antonio. La stessa cosa avviene con le reliquie è come se Sant'Antonio andasse a trovare queste persone. Le reliquie partiranno tutte in queste ore per tornare a Padova tra una decina di giorni. Questo era il servizio sulle reliquie, il viaggio delle reliquie nel mondo. Adesso sentiamo invece il vescovo di Verona, Domenico Pompili. È importante metabolizzare dunque è persuadersi che se Dio c'è come esiste non può darci l'esistenza e poi farci perdere nel vuoto, nel nulla. Dio è tale perché la sua promessa viene mantenuta e in fondo credere, al di là di tanti aspetti contingenti, significa soprattutto dare spazio e fare credito al fatto che Dio ci ami per sempre e che la nostra esistenza è per definizione eterna e non soggetta ai limiti di questo tempo e di questo spazio. Per questo Gesù dice con parole che rievocano il Primo Testamento: non è Dio dei morti, ma dei viventi. Il Dio di Gesù Cristo ha a che fare con questa persuasione profonda che la vita a Dio, una volta che ce l'ha donata, non se la riprende indietro, ma trova la forma per poterla sempre, continuamente trasformare. Se infatti Dio non fosse capace di garantire ai suoi la vita oltre i limiti della natura, non sarebbe Dio. Credere significa proprio questo, credere che nella fine c'è in realtà un nuovo inizio. Preghiamo perché questa speranza, che è l'unica decisiva speranza della nostra vita, possa essere anche la nostra, perché tutta la vita è guarita e trasformata da Dio. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie ai registi Andrea Basso e Renato Cappoia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.